Bene, gloria a Dio, diamo il benvenuto a quanti sono su Facebook. Alleluia. Siamo arrivati proprio alla meditazione della parola del Signore. Vogliamo insieme leggere un passo che è scritto in Matteo, capitolo 5, dal versetto 38 fino al verso 48. Alleluia. E poi leggeremo qualche altro verso. Alleluia. Gloria a Dio. Amare i propri nemici. Gloria al Signore. Matteo capitolo 5 dal verso 38. Signore sia lodato. Amen. Vi ringrazio, vi siete già alzati in piedi. Gloria al Signore. Così leggiamo: voi avete udito che fu detto occhio per occhio e dente per dente. Ma io vi dico, non contrastate il malvagio. Anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra. E a chi vuol litigare con te e prenderti la tunica, lasciagli anche il mantello. Se uno ti costringe a fare un miglio, fanne con lui 2. Dà a chi ti chiede, e a chi desidera un prestito da te, non voltare le spalle. Voi avete udito che fu detto ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché egli fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. È una parola che prima di noi hanno udito quelli del tempo di Gesù ai quali Gesù parlava. Fa parte questo passo del sermone sul monte, un sermone così profondo è pieno di insegnamenti pratici, oltre che insegnamenti spirituali. Nessuno ha mai parlato come ha parlato Gesù. Nessuno parlerà mai come ha parlato Gesù. Amen? Egli ci ha lasciato la sua parola affinché, mettendo in pratica la sua parola, dopo averlo udita, credendo alla sua parola, noi possiamo dimostrare agli altri che siamo figli di Dio. Gesù dà un insegnamento pratico. Io leggendo questo passo veramente mi sento in difetto e dico al Signore: Signore, dammi la forza veramente di amare tutti, persino chi mi vuole del male. Amen. Voi avete udito che fu detto occhio per occhio e dente per dente. Era una legge che da tempo c'era. Come dire, tu fai del male a me e io ricambio il male che tu mi fai, io ricambio occhio per occhio, dente per dente. Si viveva così. Ma la parola di Cristo stravolge ogni consuetudine. Amen. La parola di Cristo, la parola di Dio vivente, stravolge ogni abitudine, ogni consuetudine, ciò che sembra normale per l'uomo, lo stravolge. Perché, fratelli, riflettendo, non è normale ricambiare il male con il male. Gesù dice: io vi dico, non contrastate il malvagio, anzi,
Se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra. Gesù lo ha fatto. È vero che l'ha fatto? Gesù l'ha fatto. Quando lo picchiavano, era lì immobile, fermo, che si lasciava percuotere. Eppure poteva distruggerli tutti in una frazione di secondo col suo pensiero. È vero? Ma ha subito, si è lasciato umiliare, flagellare, dimostrando anche in questo modo l'amore di Dio per l'umanità. Amen. Alleluia. Ringrazio il Signore per il desiderio che ha messo nel cuore di Regis e di Nanà di evangelizzare. Alleluia. Amen. Dobbiamo parlare a tutti di Cristo, Amen. alle persone simpatiche e alle persone antipatiche, Amen. perché tutti possono cambiare. Amen. Le persone impensabili che noi pensiamo, ma che gli parlo a fare di Cristo? E invece parlagli di Cristo. Perché quella che tu pensi che è tutta brava, tutta buona, tutta sincera, mai accetterà il Signore. Ma quella là che tu invece pensi che è così cattiva, ti fa del male, ti ha sparlato, se tu gli parli di Cristo, probabilmente, ti dico, per un miracolo che Dio può fare, Amen. proprio quella persona accetterà il Signore. Amen. 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 Alleluia, amate i vostri nemici. Siamo in questo mondo per amare, non per odiare, Amen. per dimostrare l'amore di Dio, per divulgarlo. Amiamo i nostri nemici, non comportiamoci come gli altri. Vivendo in un contesto sociale diverso dal quale siamo abituati, per educazione, per contesto sociale, anche per cristianesimo, noi ci troviamo di fronte, circondati da persone che non amano il Signore, amano il peccato. Sono persone violente in tutti i sensi, nel parlare, nell'agire, e noi ci troviamo lì al centro di questa società, e se il Signore ci ha messo lì, c'è un motivo. Amen. 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 Amate i vostri nemici. Mm. Non sapete quanti contrasti a volte al lavoro. È 8 ore di combattimento. 8 ore di lavoro, ma non solo lavoro perché bisogna lavorare, ma anche nei momenti di dialogo con gli altri vorresti trovare un amico, un appoggio, un qualcosa, ma trovi sempre contrasti, persone invidiose. E questo è il mondo. E il Signore ci ha messi qui per evangelizzare, Amen. per parlare dell'amore di Dio, comunque, e per dimostrarlo. Amen. Amen. È difficile, ma il Signore ce l'ha insegnato. E noi dobbiamo fare quello che il Signore ci ha detto di fare, cioè di amare i nostri nemici. A chi vuol litigare con te e prenderti la tunica, lasciagli anche il mantello. Non lascia fare, non reagire. Io vi dico che per esperienza, quando qualcuno ha voluto fortemente litigare con me al lavoro, io lo lascio andare, poi alla fine dice: ma con te non c'è gusto neanche a litigare. Amen. Perché alla fine, se io non reagisco, loro si aspettano una reazione, no? Per me puoi parlare quanto vuoi, non mi interessa. Pensa di me quello che vuoi. L'importante è che di me pensi al Signore, che sono suo figliolo, no? Amen. E quindi molti mi hanno detto: con te non c'è gusto neanche a litigare, perché alcuni provano gusto proprio nel litigio. Quando non abita l'amore di Dio nella vita dell'uomo, c'è l'odio. L'odio porta odio, a rancori, cose veramente da lasciare andare. Gloria al Signore. Però il Signore ci dice che dobbiamo sempre dimostrare il suo amore e amare i nostri nemici. Gloria a Dio. La mia speranza è che anche i miei colleghi di lavoro, che non sono molto simpatici, un giorno possono essere toccati dall'amore di Dio. Amen. Io vi dico: amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono. Bisogna sempre benedire. Dio ti benedica, dillo.
elargisci benedizioni, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, poiché Egli fa levare il sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Amen? Amen. Il sole sorge per tutti. Non è che il sole sorge solo per i buoni, per i figli di Dio, per tutti. Il giudizio spetta a Dio. Amen. È Lui che giudica. È Lui che dà la retribuzione. Amen? Amen. Alleluia. Gloria al Signore. Ora, se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? È facile essere gentili con chi è gentile con te, o no? È facile mostrarsi amabile, amoroso e amorevole con chi già lo fa con te, è molto facile. Ma il vero cristiano deve essere anche con chi è ostile, Amen. Alleluia. Amen. perché l'amore che è in te è più forte dell'odio che c'è negli altri. Amen. Alleluia. Amen. Amen. Se infatti quelli che vi amano, se amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Dio ti chiama, ci chiama, mi chiama alla perfezione. Alleluia. Devi essere perfetto. Alleluia. È difficile, ma nessuno è perfetto. Amen. Io sono d'accordo. Nessuno è perfetto, ma dobbiamo fare tutto il possibile per esserlo. Amen. Amen. Dove non arrivi, perché siamo umani, è vero? Signore, dove non arrivo io, ti prego, fa che la tua grazia vada avanti a me. Amen. Amen. Alleluia. Gloria al Signore. Ora, facendo seguito a questo insegnamento di Cristo nell'amare i propri nemici, vogliamo rivolgerci ad un miracolo che Gesù fa ad un uomo pagano, un centurione, un soldato romano che comandava 100 uomini, 100 soldati, un centurione. Chiese aiuto al Signore. Luca capitolo 7, lo riassumo, se volete potete leggerlo. Un uomo che non era ebreo, non era giudeo, era romano, e chissà quanti ebrei aveva ucciso. E non penso che era entrato in Giudea, a Capernaumo, in quella parte della Giudea, e tutti lo avevano accolto, no? Per stabilirsi lì, una colonia di soldati avranno combattuto, no? Avrà pure ucciso qualche nemico, eppure aveva sentito parlare di Gesù, quest'uomo romano. Quando Gesù passa di là, quest'uomo manda dei giudei a parlargli. Ditegli che il mio servo sta male, sta morendo. Dite che venga a guarirlo. Amen? Amen. Un uomo romano, un nemico della Giudea, di Israele. Però avendo udito parlare di Gesù, quest'uomo nasce in lui la fede, non so come spiegarlo. Addirittura chi va davanti, no? A parlare a Gesù per intercedere per questo centurione, dice: egli merita che tu gli faccia questo. Ama la nostra nazione. Ci ha costruito la sinagoga, pensate. Il luogo di culto. Ce l'ha costruita lui. È un uomo che merita. Gloria al Signore. Amen. Tutti possono cambiare. Amen. È vero? Amen. Amen. Alleluia. Dio non vuole nemici. Dio vuole salvare tutti. Alleluia. È giunta la salvezza ad una donna cananea. Vi ricordate? Sua figlia era posseduta. Signore, aiutami.
E il Signore silenzio, non risponde. Signore, aiutami, salva mia figlia. Non è bene buttare il pane ai cagnolini. Prima ci sono i figliuoli da sfamare. Vi ricordate questo passo? Una donna cananea, una nemica, ma nel cuore aveva qualcosa di prezioso. La fede. Alleluia. Sì, Signore, dici bene. Prima i figli, però anche i cagnolini hanno bisogno anche di una briciola che cade dalla tavola dei suoi padroni. Amen. Amen. Tutti possono cambiare. Amiamo i nostri nemici, perché un giorno può darsi che il tuo nemico divenga il tuo fratello in Cristo Gesù. Amen. Avete sentito queste testimonianze? Quante ne ho sentite? Nemici, vicini di casa, sparlavano. Poi non so come, ma la parola è giunta nel loro cuore. E poi si sono diventati figli di Dio insieme, fratelli, nella stessa chiesa. Gloria a Dio! Amen. E sono miracoli che può fare solo l'amore di Dio. Amen. Questo centurione invocò l'aiuto del Signore e non ebbe coraggio di presentarsi lui stesso, mandò: andate voi che siete ebrei come lui, andate voi, mi può fare a me. Eppure Gesù stava andando a casa sua. Poi giunge la notizia: è morto il tuo servo. Io non ti incomodare, mo il mio servo sta male, però non sono degno che tu entri a casa mia, ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Amen. Amen. Questo uomo, la fede di questo uomo, questo atteggiamento toccò il cuore di Gesù, tanto che disse davanti a tutti: non ho trovato in Israele nessuno con la fede di quest'uomo. Non era ebreo, era romano, un nemico di Israele. Amen. Amen. Eppure nella sua vita è nata la fede nella parola di Dio. Amen. Eppure è nato insieme alla fede nella parola di Dio, è nato anche l'amore per il suo servo. Avete fatto caso a questo? Si preoccupa per il suo servo. Era un servo. E in quell'epoca, morto uno servo, ne chiamavano un altro. Era solo un servo, non aveva nessun valore da un punto di vista sociale. Avete studiato i romani, no? Le classi sociali. I servi erano servi, non avevano nessun valore. Plebe, la plebe, uno schiavo. No? Eppure quel centurione, siccome aveva sentito parlare della parola di Cristo Gesù, dei miracoli compiuti da Gesù, era cambiato, era diverso, ed era nato l'amore anche per il suo servo, e si preoccupava per il suo servo che stava male. Signore, di una parola e il mio servo sarà guarito. Ma poi dice anche qualcos'altro riguardo all'autorità. Meraviglioso quanto dice: perché anch'io sono un uomo sottoposto all'autorità, e anch'io ho sotto di me degli uomini che comando. Conosco cosa vuol dire essere in autorità. Tu sei in autorità, Signore Gesù. Se dico a un mio servo fai questo, lui lo fa. Amen. Amen. Se dico ad un soldato vai a fare questo servizio, lui lo deve fare perché io gliel'ho comandato. Così tu, Signore, di una parola e il mio servo sarà guarito. Amen. Uno che era nemico è diventato amico. Signore, dacci amici. Amen. Allontana i nostri nemici. Fa che per mezzo dell'amore tuo che possiamo manifestare nella nostra vita possiamo essere circondati di tanti amici, anzi di più, di tanti fratelli in Cristo, di tante sorelle in Cristo. Fa che la famiglia spirituale si possa allargare, Signore. E c'è un solo modo per fare questo: dobbiamo parlare di più Amen. di Cristo, dell'amore di Cristo.
della potenza di Cristo, della sua parola che può cambiare e stravolgere i cuori. I nemici possono diventare amici. Alleluia. Noi impariamo ad amare, da parte nostra impariamo ad amarli. Siete d'accordo? Amen. Alleluia. Noi facciamo la nostra parte. Il Signore senz'altro farà la sua parte. Ci darà modo di vedere come la sua parola è potente. Anche un atteggiamento tuo è potente, condizionato, guidato dall'amore di Dio, dallo Spirito Santo, a conquistare un'anima a Cristo. Non ricambiare il male che ricevi col male. Certo, umanamente verrebbe voglia, sì, io lo capisco. Siamo uomini, umanamente verrebbe, che ne so, strozzarli? Lasciamo il posto all'ira, lasciamo l'ira. Se un attimo abbiamo l'ira, ma facciamo in modo che il sole non tramonti e l'ira possa andare via, Poi rivolgiamoci all'amore di Dio, prendiamo il controllo della situazione e lasciamo che lo Spirito Santo possa guidare ogni cosa, ogni circostanza. Amen. Amen. Alleluia, che meraviglioso insegnamento. Certo, immagino il parlare così di Gesù in quell'epoca. Tutti erano rimasti sicuramente a bocca aperta. Ma chi è questo che ci dice di amare i nostri nemici? Ma come può uno mettere in pratica questo insegnamento? Se la parola di Dio entra nel tuo cuore, puoi metterla in pratica. Amen. Alleluia. Amen. Amen. Alleluia. Vogliamo dire grazie al Signore. Andiamo a chinare il nostro capo. Alleluia.